Ci sono numeri parlando di sanità che diminuiscono e fanno aumentare l'ottimismo. Sono quelli dei contagi, dei ricoverati in area non critica e soprattutto delle terapie intensive. E poi ci sono i pazienti, che numeri non sono e non possono essere inseriti in tabelle o statistiche, perché il fattore umano non è un calcolo da fare, ma un valore da rispettare. Stiamo parlando dei malati oncologici, di tutti quei cittadini in attesa di un'operazione, di una visita specialistica, di un intervento chirurgico. Se da una parte la collettività sta assistendo al netto miglioramento della situazione legata al Covid in Veneto, dall'altra sono tante le persone che denunciano ancora ritardi e problemi nella gestione dell'ordinaria attività ospedaliera. Disagi e problemi che spesso, troppo spesso, si concentrano nell'area di competenza dell'ULSS 7, dove persistono due Covid Hospital, San Bassiano e Sant'Orso. Due nosocomi che molti utenti definiscono a mezzo servizio, proprio perché appesantiti dal blocco di alcune attività per la contemporanea presenza in entrambe le strutture di un'area Covid, che alla luce dei fatti e della realtà dei fatti non ha ragione di proseguire. Al San Bassiano le terapie intensive sono due, a Sant'Orso tre. Un numero ridotto, fortunatamente, che impone o dovrebbe imporre una riflessione urgente al direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza. Perché limitare ancora l'attività operatoria, chirurgica e specialistica in entrambe le strutture, quando si potrebbe liberare uno degli ospedali e renderlo in grado di fornire prestazioni e servizi al 100% delle proprie potenzialità? In molti chiedono al DG Bramezza una scelta, Bassano o Sant'Orso. Una richiesta che i cittadini e noi di Rete Veneta portiamo avanti da tempo e che adesso non è più procrastinabile, perché la salute non aspetta, non può aspettare.